Buon pomeriggio a tutti amici qui dal campo comunale di Santa Margherita di Belice, benvenuti alla gara tra Margheritese e Gemini. Calcio di punizione che arriva in area con lo stacco tentato da Messina, vede che si è proposto Muratore, ancora lui, Muratore per Collei che mette al centro Mondino. Graci, cross al centro, Zinna prova a prendersi lo spazio giusto, ancora Margheritese, altro traversone, De Miere miracolo ma il pallone è entrato, aveva fatto un miracolo De Miere ma non è bastato, e avanti la Margheritese al 28esimo, gol di Nicolis con la 18, occhio però la Margheritese che può ripartire con questo pallone che non passa, ma c'è sempre Zinna che prova il destro che non si abbassa. Punto qui da parte di Licata, pallone buono per Stassi, Stassi in area, colpisce male Giorgio Stassi e questa è una notizia. Uomini biancorossi in area, pallone che ritorna nell'area piccola, De Miere non rischia la presa, rimane lì il pallone, c'è un fallo però su Beca, c'è Provusu e col contagocce va dove c'è Licata, lunga la squadra Miceli con questo tiro di Muratore, pizzolato, non trattiene, prova a girarsi, lo fa con calma, forse un po' troppa, adesso mette il pallone al centro, l'incredibile errore ed è arrivato il gol di Mondino che ha toccato sulla linea, incredibile svarione di pizzolato sfortunato per il rimbalzo che ha ottenuto il pallone. Tutti indicano Muratore, quindi forse Mondino non ha toccato, il pallone già era dentro. Ancora Licata, va sul sinistro, pallone che è passato, Muratore al limite, allo spazio per andare al tiro, prova a girarsi nuovamente, viene bloccato e poi crea un'invenzione per Miceli che è solo, temporeggia Miceli, pallone che arriva al centro e c'è fallo di Stassi. Battere quindi Adamo, pallone sul secondo palo, arriva lo stacco De Miere. Nicolis, pallone ottimo per Graci, era uno schema e per poco non trova un incredibile gol qui Graci, ma era fuori gioco che però è decentrato. Zinna si accentra, prova il sinistro, Sahin Beni a dire no, la prima vera volta in cui è stato impegnato, potrebbe andare quindi la Margheritese con un'ultima grande occasione, Maniscalco prova il destro, la prende Sahin Beni in due tempi che poi subisce un colpo, più tempo, finisce 1-1, ultimo brivido per il Gemini che conquista un punto e la trasferta 2.0 di Santa Margherita di Belice.